Venerdì 18 agosto 2023, un cordiale saluto a tutti voi carissimi amici radioascoltatori e benvenuti ad un nuovo appuntamento con Edicola Bellun, la rassegna stampa di Radio ABM. Un saluto anche a chi ci sta guardando in diretta dalla pagina Facebook di Radio ABM e dal canale YouTube dell'Associazione Bellunesi nel Mondo. Dai nostri studi in via Cavour 3 a Belluno, Marco Crepaz vi accompagnerà nella lettura dei quotidiani dedicati alla provincia di Belluno. Diamo quindi subito uno sguardo ai titoli presenti sulle prime pagine. Cominciamo con quella del Gazzettino di Belluno. Ecco come si apre l'edizione di oggi. In primo piano una notizia riferita al turismo nel territorio bellunese, tassa di soggiorno c'è solo Cortina. Nelle previsioni per il 2023 la località ampezzana vale 2,2 milioni di euro, è la metà degli introiti di tutta la provincia. Lorenzi, il sindaco: reinvestiamo tutto in promozione e marketing. Seconda Livinallongo, in Agordino crescono falcade e alleghe. Cortina è regina con quasi 1,8 milioni di euro nel 2022 e la previsione di incasso nel 2023 è di 2,2 milioni di euro. La metà della tassa pagata dai turisti in provincia va al comune d'Ampezzo. Lo rivela lo studio della fondazione Think Tank Nord-Est dedicato all'imposta di soggiorno nei comuni del Veneto. Belluno è quarta in regione con 4,2 milioni di euro sugli 88 milioni del Veneto. Il 2,5% delle entrate regionali sono nel comune di Cortina. L'approfondimento di Bonetti a pagina 2. Purtroppo una tragedia invece avvenuta sul Giao viene riportata sulla prima pagina del Gazzettino di Belluno. Scende dal Giao e si sente male, muore un dentista. Il 62enne è salito in bicicletta da Cortina, tragedia all'inizio della strada per Colle. Ha salito il passo Giao pedalando sulla sua bicicletta dalla parte di Cortina e San Vito per poi scendere verso Colle Santa Lucia e Lagordino. Appena scollinato il valico, iniziata da poco la discesa, si è sentito male e ha perso la vita. È morto così Vaifro Bolpagni, 62 anni, medico dentista a Concesio, siamo in provincia di Brescia. Probabilmente a ucciderlo sono state le conseguenze dello sforzo dell'ascesa, 1 migliaio di metri di dislivello da Cortina al passo Giao. L'approfondimento di Bona a pagina 13. Belluno, i bar sono in calo ma resistono le torrefazioni, 4 torrefazioni, una cifra raddoppiata negli ultimi 10 anni a Belluno, ma in diminuzione i bar, sono i dati della Camera di Commercio. L'approfondimento a pagina 8. E la foto di copertina ci porta in Val di Zoldo, la valle senza pace, colata con un fronte di 80 metri. Zoldo ancora martoriato, frana interrompe il Duran. Una frana di fango e sassi si è staccata ieri nel tardo pomeriggio dal pendio poco fuori dall'abitato di Chiesa Val di Zoldo. I detriti si sono riversati sull'asfalto per un fronte di un'ottantina di metri e la strada che sale al passo Duran è stata chiusa al traffico. L'approfondimento a pagina 11. Altri richiami dalla prima pagina del Gazzettino di Belluno: Maserot, Padrin, sindaci smentiti dalle società. Purtroppo dobbiamo constatare che quanto i sindaci hanno deliberato in assemblea è sempre stato smentito nei fatti dalle società di raccolta, che non hanno mai formalizzato nessun tipo di offerta economica. Padrin, presidente della provincia, spiega così come si è arrivati a dover mettere all'asta la Dolomiti Ambiente e l'impianto dei Maserot che ricicla il rifiuto umido domestico. E sempre in merito ai Maserot, BIM GSP pronti per esercitare la prelazione. L'approfondimento di Marsiglia a pagina 5. Altri richiami dalla prima pagina del Gazzettino di Belluno: Tex Cortina, tutto pronto a rifugio Socrepes per l'esordio di Jody Cecchetto. L'approfondimento di Bona a pagina 15. L'artista, graphic novel su Buzzati, cronista detective, De Donà nel fascicolo nazionale, e ancora l'esperto, tanti funghi ma attenti al micidiale Cortinarius. Fabio Padovan, micologo, parla della stagione e spiega come i funghi siano ormai sentinelle del clima, i porcini soltanto sopra i 1200 metri. Questa dunque è la prima pagina del Gazzettino di Belluno. Passiamo adesso alla prima pagina del Corriere delle Alpi. In questo caso notizia messa in primo piano, completamente differente rispetto a quella trovata sull'edizione del Gazzettino di Belluno. Si parla di scuola, 300 cattedre vuote, corsa a cercare supplenti. Il provveditorato poteva assumere in ruolo 519 docenti, ne ha trovati meno della metà. Si temono rinunce dell'ultima ora a settembre, le chiamate dai singoli istituti. L'approfondimento di Dalanese a pagina 15. Cortina, notizia già trovata anche sull'edizione del Gazzettino di Belluno: Baccini, carta ittica da rivedere, pescatori critici sul bando, concessioni sono scadute da più di 1 anno e mezzo, critiche dalla federazione Baccini. L'approfondimento di Curto a pagina 20. Valle di Cadore, minacce in strada con una macete, l'uomo vuole restare in carcere, Loris Marinello ha rifiutato i domiciliari in una cooperativa del Trevigiano. L'approfondimento di Sosso a pagina 29. Invece la foto di copertina è identica
cronaca, quella che abbiamo trovato anche sulla prima pagina del Gazzettino di Belluno, colata di fango e detriti sulla strada del Duran, chiuso il passo, il sindaco Camillo De Pellegrin chiede verifiche e l'approfondimento a pagina 28. Questa dunque è la prima pagina del Corriere delle Alpi, addentriamoci nell'edizione del Gazzettino, poi proseguiremo con i fatti riferiti ovviamente all'edizione del Corriere delle Alpi, addentriamoci subito all'interno del Gazzettino, abbiamo avuto un piccolo problema tecnico, ma questo è il bello della diretta, siamo a pagina 2 dell'edizione bellunese e si apre appunto con una notizia che ci porta a Cortina d'Ampezzo, tassa di soggiorno record, Regina 2,2 milioni di euro. In continuo aumento gli introiti dell'imposta, nella Perla vale metà delle entrate in provincia, ben distante la seconda località più gettonata, siamo a Levinallongo del Col di Lana che nel 2023 incasserà 500.000 euro. Il sindaco Lorenzi, il sindaco del comune di Cortina d'Ampezzo, noi reinvestiamo tutte le risorse nella promozione finanziando il marketing. E in questa pagina troverete appunto la tabella che rappresenta tutte le cifre, tutti gli incassi dell'imposta di soggiorno in provincia di Belluno, lo avete sentito. La previsione per il 2023 di 2.200.000 euro per Cortina, seguita da 500.000 da Levinallongo del Col di Lana, 250.000 da Auronzo, 200.000 da Roccapietore, Alleghe 165.000, Belluno 150.000, Falcade 150.000, fino a raggiungere l'ultimo comune interessato, ovvero San Gregorio nelle Alpi, con una previsione per l'anno 2023 pari a 2.300 euro. In totale, in provincia di Belluno, per quanto riguarda l'imposta di soggiorno, si incasseranno 4.242.000 euro. Ma scarseggia l'IMU delle seconde case, servono controlli su finte residenze, simulando di abitare in provincia riescono a evadere l'imposta, un gettito che pesa sui piccoli enti di montagna. Questa è la dichiarazione del sindaco Grones, sindaco del comune di Pieve di Livinallongo. E sempre a proposito di turismo, le presenze volano, recensioni da 5 stelle, il report di DMO, Destination Management Organization, che monitora i flussi ma anche l'apprezzamento dei turisti, tutti promossi, commenti negativi solo per connessione e aria condizionata. E nel capoluogo il bilancio, Ferragosto in città, ha alloiato un centinaio di persone, in crescita la presenza a Belluno e l'assessore Luciani organizza un corso per migliorare l'accoglienza. Siamo a pagina 5, il caso Dolomiti Ambiente, impianto strategico, è assurdo disfarsene. Il presidente Padrini e Vigni spiegano come si è arrivati a mettere all'asta il Maserot, le assemblee dei sindaci smentite dalle società di raccolta. La provincia è obbligata a vendere, siamo già in ritardo sui tempi della legge. E il socio BIM GSP, abbiamo il diritto di prelazione, questa è la dichiarazione del presidente di BIM GSP Attilio Sommavilla, non cederemo parte del nostro patrimonio e non escludiamo un intervento, elaboreremo un piano industriale che sarà sottoposto ai primi cittadini, spetterà solo a loro decidere. Pagina 8, soldi a Investiscuola, autisti a secco, i sindacati insorgono contro la decisione di Dolomiti Bus di usare fondi vincolati su invito del senatore De Carlo. Da anni erano il nostro obiettivo per adeguare le paghe, ma ci è sempre stato detto no, intanto il personale scappa. Il tutore esterno ci aiuterà a risolvere i problemi del gruppo Lega Belluno, a dichiararlo il segretario della Lega della provincia di Belluno Andrea De Bernardin, nonché sindaco del comune di Roccapietore. Il segretario De Bernardin parla di scelta condivisa, il consigliere vincitore io non ne ho bisogno, consigliere della maggioranza per quanto riguarda l'amministrazione del comune di Belluno. Funghi sentinelle del clima in quota, le piogge e il poco vento hanno favorito la proliferazione ma cambiano le quote, i porcini soltanto sopra i 1200 metri, l'analisi del micologo Padovan, presidente di Bresadola, le mazze di tamburo tollerano il caldo, si trovano in basso. C'è purtroppo un'importante presenza dei velenosissimi Cortinarius micidiali per i reni ed ecco appunto in questo scatto, perché ci sta guardando da Facebook o YouTube, i funghi mortali a destra Amanita e a sinistra appunto il famoso Cortinarius. Spostiamoci a Feltre, lo storico evento sportivo Giro delle Mura, una corsa solidale. Grazie alla collaborazione con il Lions Club alla gara verranno ospitati 2 ventenni provenienti dal Kenya. I ragazzi scelti dai responsabili di una missione riceveranno il materiale per partecipare alla competizione podistica.
Sempre da Feltre, l'assessore Alberto Curto ritornerà presto in giunta, rimane ancora da risolvere il caso della Penco. Andrea Stella, presidente del Circolo Fratelli d'Italia, il nostro uomo non si tocca. Rimaniamo nel Feltrino con pagina 10, cultura e spettacoli, un fine settimana per tutti i gusti, si conclude estate a Feltre, a Celarda festa dello Schiz, mentre a Leei di Lamona domani concerto di Nicolò Fabi. E a Cesio Maggiore invece è consegnata a De Bortoli la cittadinanza onoraria. Vediamo appunto in questo scatto il momento della consegna da parte del sindaco del comune di Cesio Maggiore. Continuiamo invece con addio a Narciso Mores, pittore amato dal paese, notizia che ci porta ad Arsier. L'artista dipinse numerose opere che poi donò anche alle scuole, per molti anni fu anche insegnante. Fonzaso, pavimentazione a nuovo in centro, al via la sistemazione delle piazze. E continuiamo con la Val di Zoldo, notizia che ha aperto sia come foto di copertina l'edizione del Gazzettino sia quella del Corriere delle Alpi. Siamo a pagina 11 del Gazzettino. Frana sulla strada, chiuso il Duran, colata di sassi e fango con fronte di un'ottantina di metri, si stacca poco fuori la frazione di Chiesa isolando il passo. Tecnici al lavoro per liberare l'arteria già oggi, temporali anche nel Feltrino, molti interventi del soccorso alpino. Longarone, concorso Mister Italia 2023, Simone Borsatti in passerella, il 25enne di Longarone, dipendente della Marcolin, sarà in gara a Giulianova. Sedico, un'estate vissuta al Grest all'insegna di Sherlock Holmes. Alle attività organizzate dagli educatori della parrocchia hanno partecipato ben 175 ragazzi. E adesso un fatto di cronaca avvenuto tra Cortina e Colle, muore scendendo nel Giaui in bici, tragedia verso le 13 poco sotto il passo dalla parte di Colle, dentista bresciano 62enne stroncato da un malore in discesa, potrebbe essergli stato fatale lo sforzo per salire da Pocol, tra i primi a soccorrerlo Luigi Darizze del ristorante da Aurelio, in questo scatto il luogo dove purtroppo è avvenuta la tragedia. Cortina, olimpico illuminato da light sul ghiaccio con la Cosner, torna l'evento allo stadio, molte altre proposte nel weekend. Pieve e di Cadore, nuovi istituti per ottici, stanziati altri 100-610 mila euro. E sempre dal Cadore, tra Cadore e Comelico, sempre meno pediatri ma l'USL tampone buchi. Per il Comelico reclutati i medici di base che potranno avvalersi di una dottoressa per Auronzola Mongillo. E adesso passiamo all'edizione del Corriere delle Alpi, addentriamoci immediatamente al suo interno con le notizie riferite al territorio bellunese. Siamo a pagina 15, scuola ha coperto il 40% delle cattedre, da settembre caccia a 300 supplenti. L'ufficio scolastico poteva mettere in ruolo fino a 519 professori, ha trovato 229 candidati, ma possono ancora rinunciare. I nodi, mancano l'appello presidi e amministrativi, 2 sono i nodi che ancora restano da sciogliere a procedure di assunzione avviante, si tratta di quelli dei dirigenti scolastici, dei direttori generali amministrativi. Entrambe le situazioni sono da anni molto critiche in provincia di Belluno. L'approfondimento è di Paola Dallanese. Siamo a pagina 16, l'emergenza umanitaria, profughi, crescono gli arrivi in provincia, da luglio un centinaio di nuovi ospiti, 8 persone prese in carico ieri, 9 attese per oggi, le strutture di accoglienza sono ormai tutte al completo. Andiamo a pagina 17, via libera al passaporto per Talibuia, il bimbo può lasciare il Senegal per Belluno, l'appello di Papà Nassir ha trovato sponda nel sindaco dei Pellegrin, parliamo del sindaco Oscar De Pellegrin del capoluogo bellunese, il più bel regalo che mi potessero fare. Pagina 18, De Bernardin, tutor condiviso, Tosato risolverà i problemi, notizia di cui ha dato spazio anche il Gazzettino di Belluno. Le opere del PNRR, altro approfondimento invece che troverete in questa pagina, la provincia riceve 750.000 euro in più, cantieri scolastici salvi. Siamo a pagina 19, i soci di Bellunum sono divisi sulla partita Dolomiti Ambiente. Il sindacato del capoluogo rinnova l'apertura alla provincia, parliamone, è patrimonio di tutti, ma rispedisce al mittente le accuse di aver cambiato idea. Mancavano molte risposte. Pagina 20, i pescatori critici sul bando, l'appello alla provincia, carta etica da rivedere, Zatta del bacino 10, a queste condizioni potremmo anche non partecipare, braccio di ferro con la federazione dei bacini, non rappresenta tutti. Altro richiamo che ci porta in Valbelluna, al via la vendemmia in provincia, speriamo che il meteo tenga, le operazioni di raccolta tra i vigneti inizieranno dalla prossima settimana, la quantità messa a rischio dal maltempo ma i coltivatori assicurano qualità ottima.
Per quanto riguarda la sanità, commissione medica per idoneità lavorativa, pratiche passate all'INPS. Pagina 21, troppi incidenti con le bike in montagna, attenzione a peso, batteria e percorso. Quest'anno già 34 gli interventi di soccorso ai ciclisti. Barattin, direttore e coordinatore del soccorso alpino della provincia di Belluno, fatevi consigliare e tenete sempre il casco allacciato. Il prossimo fine settimana un appuntamento nel capoluogo, torna la Sagra a Salce e tutte le associazioni mobilitate per allestire. E ancora impianti Nevegal sotto la lente, gara e rapporti fra società. Passiamo a Feltre con pagina 22, doppio senso unico fino al 12 settembre, autunno complicato per tir e autobus, va valutato quale traffico sopporta la bretella a doppio senso, i mezzi pesanti dovrebbero passare per il ponte del Fante. Intanto da lunedì 21 agosto annunciata una nuova chiusura notturna della galleria di Arsier. Lutto per quanto riguarda il Basso Feltrino, è morto a 56 anni Renata Coppe, colonna della pizzeria La Rotonda. Dolore nel Basso Feltrino, ricordo dello staff del locale di Quero. Disponeva con cura gli allestimenti della Rotonda, lo storico ristorante e pizzeria di Quero, occupandosi del bar e della preparazione dei dolci. Renata Coppe, 56 anni, è mancata in seguito a un tumore. Originaria di Segosino, la sua famiglia di origine aveva avuto un'occhialeria in paese. Siamo a pagina 23, Muri Solidali porterà al Giro delle Mura 2 atleti keniani strappati alle baraccopoli. Il progetto ha trovato il sostegno decisivo del Lions Club Feltre, che si è occupato di tutte le pratiche e dei documenti. Tanti infantini di Siena visti a Pra del Moro, il drappellone di Siena dipinto da Marco Lodola, autore a Feltre nel 2014. Ancora asina uccisa dai lupi a Canal Zambona, attacco del branco. Feltre per quanto riguarda la riserva di caccia. Eccesso Maggiore invece ha un cittadino importante, parliamo di Ferruccio De Bortoli, già direttore del Corriere della Sera, originario appunto di questo comune del Feltrino. De Bortoli, cittadino onorario, lo dedico a mio padre. Eccesso Maggiore, ieri la consegna in un affollato consiglio comunale nella sala di Pradenic. Il padre Giovanni, originario di Menin, si era trasferito per lavoro in Lombardia nel 1947. Il sindaco Zanella in una TV urlata, mai un suo intervento è risultato fuori luogo. Nella motivazione è riconosciuto l'alto contributo dato alla cultura. Limana, fatto di cronaca giudiziaria, violenza sessuale, atti persecutori, ricorso respinto sul licenziamento. Il Tribunale del Lavoro ha legittimato l'operato di Epta Costan. Il capoturno Franco Barp presenterà appello sulla sentenza. Il dipendente è stato condannato nel penale a 4 anni e mezzo e attende le motivazioni. Borgo Valbelluna, Tovegna, patrimonio UNESCO, il 5 settembre la cerimonia. Il Kral Farrese e il comune andranno a Roma per la celebrazione del riconoscimento di questo antico gioco. Cani liberi di correre nell'area sgambo di Villa di Sedi, con l'iniziativa è del centro cinofilo Maya e Jack, e servirà un abbonamento semestrale. E adesso in Val di Zoldo, la colata detritica lungo il Durana è stata chiusa in Val di Goma, notizia di cui abbiamo già dato spazio leggendo l'edizione del Gazzettino di Belluno, ma rimaniamo in Val di Zoldo, salvate a notte fonda 2 giovani alpiniste sulla ferrata Alleghesi. Cade in mountain bike, ferito ciclista trevigiano, notizia che ci porta in Cansiglio. E continuiamo con l'Agordino con pagina 27. 100 anni fa nasceva il casello di Digoman, una delle 56 latterie ispirate da Della Lucia. Venne realizzata nella vecchia casa di Geremia San Tommaso, distrutta da un incendio e ricostruita vicina, operò fino al 1982. Alleghe, stasera i fuochi sul lago, prima un mercatino di prodotti tipici, poi l'appuntamento alle 22:30. E anche il Corriere delle Alpi dedica spazio purtroppo alla tragedia avvenuta sul Passo Giao, dove è morto un turista bresciano che stava pedalando con la sua bicicletta. A pagina 28 invece si parla di sanità a Cortina. Codivilla, effetto Covid sui conti dell'ospedale, più pazienti veneti, si rivedano gli obiettivi. L'amministratore delegato Livio Tronconi fa il punto della situazione. Vogliamo terminare il cantiere entro la primavera del 2025. Comelico, a Ronzo 140 bimbi alla pediatra di Calalzo, i piccoli del Comelico dai medici di base. Altra notizia che riguarda la sanità nell'Alto Bellunese. Rimaniamo in Cadore con pagina 29, arrestato per il macete, non vuole lasciare il carcere. Loris Marinello avrebbe potuto andare agli arresti domiciliari, in una cooperativa trevigiana ha chiesto di restare in prigione, poi lavori di pubblica utilità.
Pieve di Cadore, anziano turista salvato nel lago Centro Cadore, l'uomo sarebbe scivolato ieri mattina in un tratto impervio, riportato a riva dai vigili del fuoco, indagano i carabinieri. A Oronzo una nuova via sulle Marmarole dedicata a Holzer, la via ai motivi sulle Marmarole aperta da Valmassoi e Cecone. Vediamo appunto in questo scatto la nuova via aperta. Ancora dal Comerico, la storia dell'alpinismo raccontata da Irondi. L'appuntamento è a Santo Stefano, domani sera alle 21 a Palazzo Poli de Pol. Dalla rubrica Cultura e Società, pagina 30, l'organo di Notre Dame, salvo per miracolo, tornerà a suonare per tutti l'8 dicembre 2024. Olivier Latry è uno dei musicisti titolari della Cattedrale di Parigi. Stasera si esibisce a Cortina nella Basilica dei Santi Filippo e Giacomo. Dalla rubrica Giorno e Notte, Belluno, pubblico escursionista al teatro Almut c'è la Bohème di Puccini. Appuntamento domani pomeriggio sopra la Nogherazza. Il suggestivo anfiteatro naturale si raggiunge a piedi o in bici. Borgo Valbelluna, Larice e Lamiere, le sculture di Moro vanno in tour. San Vito, vietato non toccare le ceramiche della Costantini in una mostra tattile. Oggi e domani pubblico bendato per fare esperienza di forme e materie. E ancora i Masteri Casari di Celarda preparano burro e schizze, 3 giorni di festa al Caselle. Taglio del nastro della manifestazione oggi con happy hour, domenica passeggiata alla ricerca di erbe spontanee. Borgo Valbelluna, Cesana si mette a tavola per il perdono di San Bernardo e a San Tommaso Giacomini presenta Volevo vedere la Tumbra. L'appuntamento è per questa sera alle 20:30 alla Vertic Area Dolomiti. E terminiamo con lo sport, pagina 34, Dolomiti, l'entusiasmo va coltivato con i risultati, approfondimento riferito alla squadra di Serie D della provincia di Belluno, parliamo della Dolomiti Bellunesi, il debutto del 27 con il Treviso in Coppa, andiamo al Tenni per vincere, l'intervista di Paolo De Zan vi aspetta, pagina 34. Pattinaggio artistico, Carolina Coster accende le luci dell'Olimpico di Cortina questa sera alle 21, grande spettacolo con l'altoatesina che è la più attesa, su ghiaccio anche Luca Brischi, Keegan Missing, Nicole Scott e Philip Warren. Pallavolo femminile, Gloria De Kunovic si ferma, problema alla spalla, quest'anno non giocherò. Ciclismo in Francia, Pietro Bon perde la maglia ma oggi ci riprovo. Sci d'erba, le FIS di Tambre antipasto dei mondiali, il CT Cerentin ha convocato 16 atleti. A pagina 36, podismo, Assedico, Cossettini e Torin sono i più veloci a Prapavei. La corsa della saga di San Rocco nel percorso breve, primi Giona e Viola Feltrin, Pegoraro, Bridda, Etrari e De Marco. Atletica, World Athletics rielegge Jacobs vuole il podio ridato. La federazione internazionale conferma l'incarico del suo massimo dirigente. L'azzurro crede nel colpo grosso ai mondiali, è l'unica medaglia che ci manca. E per gli europei di pallavolo, Italvolley c'è la Svizzera, confronto Mazzanti e Gonu. Paola sa cosa voglio. Terminiamo con le previsioni del tempo in Veneto per la giornata di domani, tempo stabile in prevalenza soleggiato, salvo passaggi di sottili velature. È davvero tutto per questa edizione di Edicola Belun. Vi ricordo che torneremo in replica questa sera via streaming alle 20, domani mattina all'1, ora locale italiana. A voi tutti un buon proseguimento di giornata in compagnia come sempre di Radio ABM, la web radio dell'Associazione Bellunesi nel Mondo.